Buongiorno a tutti, è un contesto nuovo per me e quindi cercherò di essere chiara, di capire un pochino, diciamo, che cosa succede quando si innesta in un rapporto che può essere di solitudine o di familiarità. Abbiamo sentito parlare egregiamente, insomma, anzi brillantemente, di genitorialità, di quanto è importante, di come sono complesse le famiglie. Cosa succede quando in contesti di questo tipo variegati si associa anche una patologia. E in questo caso la patologia di cui parliamo è il diabete. Dobbiamo distinguere due grandi forme di diabete che possono andare in gravidanza. Abbiamo le donne che hanno già un diabete prima della gravidanza, può essere un diabete di tipo 1, il classico diabete giovanile che insorge da giovani, non c'è assolutamente secrezione di insulina, sono bambini e ragazzi che richiederanno le 4 iniezioni al giorno di insulina per tutta la vita. C'è un diabete di tipo 2, quello che molti di voi conoscono come il diabete dell'anziano, ma non è più il diabete dell'anziano, è il diabete della maturità. È un diabete legato soprattutto all'aumento dell'obesità e dell'inattività fisica e voi sapete che la gravidanza, anche la prima gravidanza da 10-20 anni a questa parte è spostata in avanti, quindi invece la malattia diabetica di tipo 2 compare prima, per cui donne con diabete di tipo 2 di 35, 40, 45 anni entrano in gravidanza. E poi c'è il classico diabete gestazionale, che è quella forma di diabete che la donna non aveva ma che compare in corso di gravidanza. È una forma di diabete simile al diabete di tipo 2, però molto più modesta e di solito scompare a termine di gravidanza. Se però la donna ha fattori di rischio per la malattia diabetica, pensiamo alla familiarità per diabete di tipo 2 oppure obesa o ha problemi di ipertensione, di dislipidemia, queste sono donne che poi nel giro di 5-10 anni possono sviluppare una malattia diabetica. Ok? Ora, quello che è ben chiaro è che l'iperglicemia in gravidanza è uno dei problemi maggiori di patologie che si incontrano nel corso della gravidanza e che se non è ben controllata, che sia da diabete tipo 1, tipo 2 o gestazionale, che è molto più frequente rispetto al tipo 1 e il tipo 2 in gravidanza, può portare a delle alterazioni, dei problemi sia in termini di morbilità e mortalità materna, sia in termini di morbilità e mortalità fetale. E le alterazioni che possono incorrere in questo caso sono direttamente proporzionali al livello di glicemia. Quindi donne che hanno il diabete ed entrano in gravidanze non controllate dal punto di vista glicemico possono avere problemi di malformazioni fetali, a volte anche mortali. Fortunatamente negli ultimi 20 anni ne vediamo molto meno. Possiamo avere un bambino che nasce prima, prematuro, possiamo avere un bambino che nasce con grave ipoglicemia oppure un bambino che cresce troppo. Di solito sono i bambini da mamme con diabete gestazionale che quindi poi richiederà un taglio cesareo. Come abbiamo evidenziato, il diabete gestazionale è una forma di diabete che incorre in gravidanza ma che ha diciamo un pochino tutti i connotati fisiopatologici del diabete di tipo 2. Questo spiega perché poi queste donne vanno incontro, se non controllano il peso, se non controllano la pressione e i lipidi, possono andare incontro a problemi di diabete più avanti nella vita. E quello che è stato dimostrato, questo è un bellissimo lavoro pubblicato da pochi anni, è che se noi prendiamo le donne obese, le donne con GDM non obese sono in blu, le GDM sono in verde, vedete, e in termini di sviluppo a sinistra di diabete, di sviluppo di ipertensione e di malattia cardiovascolare, le donne con gestazionale e gestazionali obese hanno un rischio molto elevato di sviluppare queste patologie più avanti nella vita. Ma anche i bimbi che nascono grandi, oppure i bimbi che nascono molto piccoli, se vengono iperalimentato nel caso dei bambini piccoli è lo stesso anche nel caso dei bambini piccoli, possono andare incontro nell'adolescenza ad obesità e quindi anche a diabete e malattia cardiovascolare. Sono dati presenti, inconfutabili,
in letteratura. Quindi questo è un po' in soldoni il quadro in soldoni in maniera molto ristretta, il quadro della patologia. Allora, cosa succede a una mamma che ci sono due tipologie, quindi la mamma che ha il diabete di tipo 1 e tipo 2 che va in gravidanza e quindi conosce già la patologia, e la mamma che pareva fosse sana, alla 24esima settimana di gravidanza, e gli si dice che ha un diabete gestazionale, che dovrà controllarsi, che dovrà fare, oltre a tutti gli esami che le gravide fanno, anche la glicemia, bisogna fare la dieta, eccetera. Ecco, quello che succede è che si sviluppa uno stato di ansia. Ora, questo collega Chicchi che cosa ha fatto? È andata a fare ha sottoposto delle donne gravide non diabetiche a una serie di questionari in modo da capire cosa già succede in una gravidanza che non è complicata da una patologia. E quello che succede è che c'è uno stress importante, ma che ci sono dei fattori determinanti lo stress. Questo stress genera ansia che può anche non essere controllata se la donna non ha un supporto da parte dei familiari, da parte di chi la circonda. E in questo stress, che è dovuto al fatto che c'è un nuovo prodotto del concepimento e c'è la paura di che possa avere dei problemi, incidono moltissimo anche dei fattori. I fattori più importanti, e questo lo rivedremo ancora più avanti, sono l'educazione, cioè il livello culturale delle persone, avere un legame affettivo in termini di partner stabile, e avere, questo è uno studio canadese, avere la possibilità di essere assicurati, quindi nei confronti della malattia. Quindi invece le donne che hanno un low income sono quelle in cui si genera più ansia. E infatti voi vedete l'income in termini di Canadian dollars è correlato, è una variabile predittiva come anche l'educazione, è una variabile predittiva di ansia in corso di gravidanza. E successivamente quello che è stato visto, il lavoro di Steneva non ha fatto altro che fare una review di tutti i lavori pubblicati in letteratura, in modo da cercare, stiamo sempre parlando di gravidanza, non siamo ancora alla gravidanza patologica, ecco, ha cercato di capire, di fare una flowchart di quello che succede in corso di gravidanza, valutando questi studi. E quindi quello che succede è che c'è questa novità, e quindi molto spesso la donna si sente non adatta a portare avanti una gravidanza, perché ha paura di quello che può succedere. Ma per cui ci sono dei contesti sociali che possono influire su questo sentirsi non adatta. Quindi si passa attraverso una fase di ansia, una fase di limbo, in cui la donna deve cercare di capire se riesce, e in questa fase di limbo è importante, in cui deve trovare una negoziazione con se stessa, e ancora una volta è importante il supporto che la donna trova dal punto di vista di chi la circonda, che può essere, come abbiamo sentito prima, un partner di qualsiasi natura, dobbiamo dire adesso, in modo che possa trovare una tranquillità. Voi mi dovete scusare perché io non sono una psicologa, quindi mi sto cimentando in una cosa che non è mia. Finita la parte patologica e clinica, questa è una novità, quindi se dico delle cose inesatte poi mi correggete, perché il fatto è che quando ci occupiamo di una persona, ci occupiamo di una persona in tosto. Esatto. Poi sì, un po' psicologa lo sei nel rapporto con le persone, sì, nel senso che è importante, poi vi farò vedere, ecco. Allora, questo è un lavoro
che abbiamo fatto 10 anni fa col gruppo di studio italiano della SID, della Società Italiana di Diabetologia, sulla gravidanza, si chiama Progetto Down, che è andata a fare delle interviste nei servizi di diabetologia a donne sia che avevano il diabete gestazionale sia che non lo avessero. Ecco. Quello che volevo sottolineare è che il sentimento predominante tra le gestanti al momento della diagnosi di diabete è la paura per le conseguenze per il figlio. Una piccola percentuale comunque è spaventata dalla possibilità delle malformazioni. Il 60% delle donne con diabete gestazionale in questo caso sapeva di avere una familiarità del diabete, quindi questo vuol dire che c'è una certa cultura. Molte di queste gestanti avevano la consapevolezza che il diabete è una malattia importante, cosa che nella maggior parte dei pazienti diabetici molto spesso non c'è, perché dicono è solo un po' di glicemia alta, tanto finché arriva a 300 la glicemia non ha sintomi particolari. Quindi il 66%, vedete, di queste erano donne con diabete gestazionale, ha avuto paura delle conseguenze per il bambino o la bambina. Mi sono sentita nervoso. Una minima percentuale ha paura delle malformazioni, meglio perché il gestazionale, comparendo dopo l'età dell'organogenesi, non causa malformazioni. Mi sono sentita in colpa per aver trascurato la mia alimentazione, ho avuto paura di non riuscire a portare a termine la gravidanza. E vediamo quali sono le altre preoccupazioni. Sono preoccupata, ma credo che andrà tutto per il meglio. Questo dipende dal primo approccio che ha avuto la donna nei confronti con il personale sanitario. Ho paura, questa è una paura che è abbastanza frequente, che il mio bambino o la mia bambina possono avere un diabete fin dalla nascita. E solo un 8% non era assolutamente preoccupata, però c'è una paura. Aumenterebbero le preoccupazioni se si rendesse necessaria l'insulina. Questo perché il diabete gestazionale, abbiamo detto, compare nella seconda metà della gravidanza, di solito si tratta con la dieta. Se le glicemie sono un po' alte bisogna che si ricorra all'insulina, perché dare i farmaci orali in gravidanza non è sicuro. L'insulina si associa a tutto il bagaglio di queste donne che devono fare la dieta, si devono fare i controlli delle glicemie, devono venire al servizio di diabetologia, quindi è un altro motivo di stress. Ecco. Aumenterebbe le preoccupazioni? Sì, il 31%, perché temo che l'insulina possa comportare disturbi vari al bambino. Il 28% no, perché so che non aumentano i rischi per i bambini. Ancora una volta è importante quello che è il rapporto che si stabilisce con le persone che seguono queste donne. Grado di aiuto del marito. Abbastanza, vedete, molto, poco, nel 6%. Quindi qui abbiamo una situazione nelle donne intervistate, qui abbiamo messo marito in generale. Grado di aiuti degli altri familiari, abbastanza. Quindi abbiamo una situazione in Italia, è una cosa di 15 anni fa, che era abbastanza, diciamo, positiva in termini di aiuto da parte dei familiari, dei genitori, delle sorelle, fratelli. Ora, per quanto riguarda quindi le nostre diabetiche gestazionali, tutto sommato 15 anni fa in Italia, avevano delle paure ma erano abbastanza supportate. E questo è un altro, invece, è uno studio americano in cui in alcune gravide con diabete gestazionale si è andata a esplorare le conoscenze delle donne che erano state diagnosticate con diabete gestazionale sono 92 donne che erano gravide con recente diagnosi, e quindi è stato fatto un questionario di tipo aperto, quindi le conoscenze, l'ansia che si era generata. Quello che vi riporto le conclusioni. Le conclusioni sono che queste donne, che all'inizio erano abbastanza preoccupate, poi hanno raggiunto un certo grado di sicurezza. Però, per esempio, l'utilizzo della terapia insulinica era un altro tassello che aumentava la loro ansia. Però quello che è il messaggio importante che volevo darvi è che
E molto spesso queste donne dicevano che non erano state assolutamente tranquillizzate e non gli era stato spiegato bene che cos'era questa patologia e quali erano le complicanze cui poteva andare incontro. Quindi una necessità da parte di chi segue le donne di sapere che l'attività educativa è importante, anche perché serve a farle affrontare meglio la gravidanza. E quali erano? Questo è un altro lavoro in donne, questo è stato esplorato un pochino cosa succede dopo la gravidanza. Sapete che c'è anche una depressione post-parto. Allora, nelle gravide con diabete gestazionale, i fattori che erano associati con sindromi depressivi, vedete, erano la cesarean section, ma soprattutto l'eccessiva crescita di peso dopo la gravidanza, che dopo la gravidanza non avevano perso, ma soprattutto il taglio cesareo e il peso eccessivo. Non c'erano invece, non era rimasta l'ansia come diciamo target di depressione nelle pazienti che avevano fatto insulina. Lo dico perché di solito le pazienti che fanno insulina in corso di gravidanza affette da diabete gestazionale sono quelle anche che sono un po' più a rischio di avere un diabete di tipo 2, ma evidentemente loro non avevano colto il messaggio. Questo per quanto riguarda il diabete gestazionale. Come ho detto prima, allora, intanto studi che hanno valutato l'ansia, la depressione, come si sente le pazienti con diabete tipo 2 non ce ne sono. Questo ci fa molto pensare. Perché la gravidanza e il diabete tipo 2 sono qualche anno che la teniamo in considerazione, prima ce n'erano solo alcune, quindi evidentemente non c'è stato nessuno che ha cercato di capire cosa succede anche in queste donne. Queste invece sono donne con diabete di tipo 1. In questo lavoro in pratica è stata fatta una review della letteratura in cui sono state identificati quegli studi che avevano tra il 1990 e il 2012 valutato cosa succede dal punto di vista della qualità della vita e del well-being, psychological well-being, cioè di come si sentivano queste donne con diabete di tipo 1. E le conclusioni veramente sono interessanti. Le donne con diabete di tipo 1 hanno tutta una serie di problemi di tipo psicologico quando partono dall'essere donna al diventare madre. L'essere donna a diventare madre è comunque un problema. Un problema perché molto spesso questo aumenta il livello di ansia, aumenta lo stress. Però anche e ancora di più in questo caso, quello che loro ritenevano molto positivo e quello che alcune ritenevano che invece mancasse nel rapporto con i clinici, quelli che seguono queste donne qui, era proprio il supporto di tipo psicologico che li aiuti a tranquillizzarsi in termini di outcome materno e in termini di outcome fetale. E questo è veramente molto molto importante, perché quando devi dire a una donna che ha 10 di glicata, cioè che ha un diabete scompensato, la glicata è un marker di controllo della malattia diabetica. Prendiamo una ragazza di 25 anni, ha un diabete non compensato, comincia la gravidanza senza averla programmata e noi sappiamo bene che 250-300 di glicemia possono impattare in maniera negativa l'embriogenesi. Ci sono diversi modi di dire a questa ragazza: tu avrai un bambino, puoi avere un bambino malformato, e vi assicuro che non è facile. Ecco. E il nostro è un centro il nostro perché non plurale potestatis, il nostro, mio e dei miei collaboratori, è un centro di riferimento nazionale e internazionale per la gravidanza. Da me personalmente, che mi occupo di 30 anni di gravidanza, vengono da tutta Italia perché vogliono conoscere il rischio, le donne con diabete tipo 2, di avere un bimbo con problemi, e non è facile, perché devi entrare dentro queste persone, ripeto, che si fanno 4 insuline al giorno, che si fanno 8 controlli della glicemia, che sono in balia tra l'ipo e l'iperglicemia, e a cui tu hai detto, quando è comparso il diabete di tipo 1, faremo di tutto per farti sentire una donna normale, che non ha nessuna patologia. E questo è un po'
questi sono gli studi che questo autore aveva preso in considerazione. Callesen è andata a vedere poi se una qualità di vita non buona e presenza di sintomi depressivi all'inizio della gravidanza in donne con diabete pregestazionale, ma questi sono l'unico lavoro in cui sono state valutate 30 pazienti con diabete di tipo 2, 148 donne, e queste donne sono state... Posso avere un po' di acqua? Grazie. Sono state sottoposte a una serie di questionari, quindi i questionari che vanno a valutare l'aspetto psicologico, eccetera. E quello che è stato visto è che una qualità di vita peggiore si accompagna e sintomi depressivi all'inizio di gravidanza sono associati a un preterm delivery, cioè a un parto prima del termine. E questo è impattante, perché stiamo parlando di una condizione psicologica che poi si trasferisce in un dato di tipo clinico e che ci fa ben pensare. E questo è sempre Callesen, in cui è stato dimostrato che la glicata al concepimento e prima del parto, ma il dato, no? Il fatto di non sentirsi, di non avere una buona qualità di vita, li porta al parto pretermine. 6 anni fa abbiamo fatto anche noi una survey su donne con diabete di tipo 1, diabete di tipo 2, diabete di tipo 1 e diabete gestazionale rispetto ai controlli. E in queste donne noi avevamo fatto una serie di questionari, vedete il CHED e una serie di questionari che voi ben conoscete. E qui sono emerse delle cose che a un certo punto ci avevano fatto pensare. Se noi prendiamo le tipo 1 e le gestazionali rispetto alle healthy controls, l'attività fisica, cioè come si sentivano dal punto di vista fisico, le healthy controls erano gravide e non diabetiche, no? Loro si sentivano meglio dal punto di vista clinico e fisico, e dal punto di vista della general health perception si sentivano meglio, ok? Quindi in tutto sommato lo score per il well-being fisico era elevato, solo che il mental score era più basso nelle donne con diabete tipo 1. Perché? Probabilmente perché il messaggio che era stato dato a queste donne per quanto riguarda il fatto che dovevano muoversi, dovevano avere uno stile di vita un pochino più salutare, eccetera, e il fatto di essere seguite in maniera costante dai sanitari le faceva sentire più sicure e quindi meglio. Cosa succede invece dopo il parto? Dopo il parto invece vedete che dal punto di vista della cioè dell'attività fisica si sentivano meglio, mentre invece c'era un aumento dei sintomi di depressione postparto che era più elevato nel diabete di tipo 1, meno elevato nel gestazionale, ma sicuramente maggiore rispetto alle donne gravide non diabetiche. E concludo solo 2 o 3 diapositive con questo che per noi che ci occupiamo di diabete in gravidanza è stato è un lavoro del 98, ma è stato un pochino, come dire, un fulmine a ciel sereno. È un lavoro che ci ha permesso di fare tutta una serie di considerazioni. Olling viene fuori con questo lavoro sul diabetes care dicendo: ma perché le donne col diabete le donne con il diabete non pianificano la loro gravidanza? Allora abbiamo detto che il diabete pregestazionale porta a complicanze per la mamma e per il bimbo, e quindi va la gravidanza programmata quando il controllo glicemico è buono. Quindi questo vuol dire che deve essere sottoposta a tutta una serie di esami prima, sia dal punto di vista internistico per vedere che non ci siano complicanze gravi della malattia diabetica, dal punto di vista ginecologico per vedere che non ci siano problemi di tipo ginecologico, ma deve controllare il suo diabete in modo da avere delle glicemie accettabili e poi concepire. Tutto questo viene fatto da un team. Nel mio servizio di diabetologia c'è un team
c'è il diabetologo, c'è l'infermiere esperto in diabetologia, abbiamo la dietista, non abbiamo lo psicologo, perché ebbene sì. Non posso dire perché non ce l'abbiamo, vi dico solo che l'abbiamo richiesta almeno 6-7 volte in regione e stendiamo un velo pietoso. Ok. Lavoriamo in tandem con la clinica ostetrica e la ginecologia in cui ci sono ambulatori specifici dedicati alle donne con il diabete, con colleghi ginecologi, con le ostetriche, e lavoriamo con i neonatologi. Questo lavoro è un lavoro inglese, lo sappiamo tutti che in Inghilterra la sanità sta messa peggio che da noi e soprattutto ancora oggi i dati di mortalità materna generali, di mortalità delle donne in gravidanza e la mortalità materna delle gravide con diabete sono più alti in Inghilterra rispetto all'Italia. Noi l'abbiamo quasi azzerata la mortalità, quindi è un contesto un po' diverso, ma qui aveva visto che c'era una bassissima frequenza di donne che pianificavano, come nei termini che vi ho detto, la gravidanza. Allora è andata a vedere quali sono le differenze tra le donne che hanno pianificata la gravidanza rispetto a quelle che non l'hanno pianificata. Ecco, intanto, per quanto riguarda quelle che l'avevano pianificata, erano un pochino più vecchie. Allora, quelle che l'avevano pianificata erano sposate, avevano un income maggiore, quindi avevano delle possibilità di tipo economico maggiore, avevano un'educazione maggiore, ma avevano anche avevano un rapporto di coppia un pochino più stabile. Vedete la differenza tra il medical coverage, tra il nessuno, quello medicalizzato del statale e quello della assicurazione privata. Avevano visto quelle che avevano pianificato la gravidanza erano state viste nel 94% dei casi 6 mesi prima dal servizio di diabetologia, contro il 67% dei casi di quelle che non l'avevano pianificata. Quella che non l'avevano pianificata fumavano di più e avevano una durata di malattia comunque minore. Quindi già ci fa capire che ci sono delle caratteristiche di tipo economico, di tipo sociale che sono importanti. Non c'era assolutamente, soprattutto in chi non aveva pianificato la gravidanza, nessuna sensibilità e nessuna conoscenza, no assolutamente, in una gran parte dei casi, su qual è l'importanza della contraccezione. La contraccezione è prevista, è possibile nelle donne anche col diabete di tipo 1, si sceglie il contraccettivo giusto per quel tipo di malattia, ed è utile che uno usi il contraccettivo fin quando non ha una glicata e delle glicemie stabili per poter pianificare la gravidanza. Quindi c'erano quelle che non usavano nessun contraccettivo, e c'erano quelle che lo usavano ogni tanto, e c'erano quelle che dicevano che non serviva. Quindi solo una minima parte delle persone erano sicure, avevano capito che dovevano usare il contraccettivo. Però ecco, per quanto riguarda poi la conoscenza, per esempio nei confronti di quello che è l'evento più impegnativo dal punto di vista della gravidanza, cioè le malformazioni, vedete che l'83% delle donne che avevano programmato la gravidanza sapevano che potevano avere un bambino con malformato, ma anche il 30% di quelle che non l'avevano programmata la gravidanza sapevano che potevano andare incontro a un bambino malformato. Anche queste sapevano che era importante il controllo glicemico. Allora perché queste donne avevano comunque deciso di avere un figlio, anche se avevano conoscenza dei rischi di avere un figlio? Perché le relazioni con il Pre-Pregnancy Health Care Provider erano negative, cioè il rapporto che avevano con i sanitari era un rapporto
che le faceva pensare che il medico, il ginecologo, il diabetologo gli sconsigliava la gravidanza a priori e quindi non voleva venire incontro al loro desiderio di maternità. E quindi avevano deciso di farlo lo stesso. E come dice, ti viene il cancro se fumi, ma io lo voglio fumare lo stesso. E questo è gravissimo, perché se noi non siamo riusciti a far capire a quella donna che il tuo desiderio di gravidanza è solo spostato un po' in avanti nel tempo, questa donna andrà a concepire anche quando non è in buon controllo glicemico. E quindi io vi voglio... Ho finito? Sì. Vi voglio lasciare con questo... con questi key messages di Lawrence. Il numero di donne, va bene, che hanno il gestazionale o che diventano gravide con il tipo 1 e il tipo 2 sta aumentando. La percezione nei confronti di questo tipo di malattie è influenzata grandemente da, come vi ho detto, fattori demografici, sociali, culturali, l'esperienza che hanno avuto nelle gravidanze precedenti e il rapporto, questo è importantissimo e voglio ancora sottolinearlo, con chi si occupa di queste donne. E quindi loro devono avere la possibilità di avere un contatto, quando lo necessitano, con chi si occupa della salute non solo fisica ma psichica di queste donne, e il personale dedicato deve essere in grado di dare delle informazioni chiare, precise, approfondite, ma che non siano ansiogene, ok? E allora potremo fare il lavoro nel miglior modo possibile, cioè quello di condurre le donne attraverso una gravidanza nella maniera più sicura, ma anche nella maniera un pochino più serena, tenendo conto che queste donne avranno bisogno del nostro supporto anche dopo il parto, perché c'è la depressione post-parto, okay? E tenendo conto che non tutte le donne col diabete hanno bisogno di uno specifico supporto psicologico, alcune sì, ce l'hanno bisogno, ma hanno bisogno di essere accompagnate durante la loro gravidanza con, non dico compassione, ma insomma con professionalità e chiarezza. Grazie.